buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La certezza che il boss Matteo Messina Denaro sarebbe stato nella clinica La Maddalena era arrivata 3 giorni fa. I magistrati che seguivano da tempo la pista hanno quindi autorizzato il blitz che ha portato alla cattura del super boss di Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro era all'ingresso mentre la clinica veniva circondata dai militari con il volto coperto. Quando un carabiniere gli si è avvicinato chiedendogli come si chiamasse, il boss ha risposto: «Mi chiamo Matteo Messina Denaro». L'arresto di Matteo Messina Denaro di questa mattina, solo pochi mesi fa, era stato anticipato da Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese, oggi 65enne, che per anni ha coperto la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Gravriano. Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino, che un Matteo Messina Denaro, che presumiamo sia molto malato, faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi per un arresto clamoroso, diceva Baiardo. Nel pomeriggio di ieri nel territorio ramacchese i carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 33enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'Arma hanno notato il comportamento sospetto di un ciclista lungo via Piave che alla loro vista ha cercato di far perdere le proprie tracce. È stato trovato in possesso di 2 sacchetti di cellophane contenenti complessivamente 15 dosi di cocaina per un peso di 8 grammi. È morta Gina Lollobrigida, grande protagonista del cinema italiano. Era nata nel 1927 e aveva quindi 95 anni compiuti. In carriera si è aggiudicata tra gli altri 7 David di Donatello. La sua fama è legata al nuovo cinema italiano del neorealismo. Negli ultimi anni si era dedicata soprattutto all'arte e alla fotografia, con molte mostre. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.